Ben ritrovati su Sardegna Verde, oggi siamo nel cuore di Samugheo, in questa splendida casa, una casa storica, Casa Serra, con tutte le bontà che anche a Samugheo si producono e si producono bene. Mondino, maialetto è pronto? Il maialetto è pronto da gustare, pronto a mangiare. È cotto a puntino. Cotto a puntino. Questo invece, poi lo descriviamo, almeno il nome. Quello è Suortau, da noi chiamato Suortau. Maiale sempre protagonista. Di maiale, sì. Perfetto. Maurizio è il vice sindaco di Samugheo, insomma c'è tanta gente e tante cose buone. Qui c'è una rappresentazione di alcune delle cose buone che sappiamo produrre a Samugheo. Abbiamo iniziato a certificare il pane tipico e la carne bovina con il marchio Decco che raccoglie i due disciplinari di produzione. E allora della certificazione dei prodotti locali parliamo con il sindaco. Buongiorno ingegnere, da dove nasce l'esigenza di mettere un bollino sui vostri prodotti? Buongiorno a tutti. L'esigenza nasce anzi sono molteplici le esigenze, più che altro e principalmente la tutela di questi nostri prodotti, la valorizzazione e la promozione. La tutela perché questi sono i prodotti identitari del nostro territorio e vogliamo conservarli e vogliamo conservare il saper fare. Ci dica due cose, sindaco, su questa splendida struttura che ci ospita, Casa Serra. Sì, è una struttura degli inizi dell'Ottocento che è stata acquisita e recuperata dall'amministrazione comunale e dovrebbe essere un centro di promozione turistica questa, affiancata anche alla biblioteca comunale. Sindaco, adesso noi andremo in giro per il suo bel paese, torneremo tra poco a Casa Serra e iniziamo a far visita al panificio Sugokoi che si fregia proprio del marchio Decco. Principalmente lavoriamo con tre tipologie di pane, che sarebbe il Kokoi, qui a Samugheo chiamato Zicchi, la Savarreghingiata, una focaccia di semola e semolato e grano duro, e la classica spianata sarda che a differenza delle altre spianate noi li facciamo fare tre fasi di lievitazione. Stiamo lavorando queste tipologie di prodotto da oltre 11 anni e ora abbiamo sposato appieno il progetto del comune di utilizzare il marchio Decco. Utilizziamo semole prevalentemente del territorio e utilizziamo le tecniche di lavorazione che si utilizzavano in casa un tempo. Abbiamo raggiunto il bel agriturismo di Lino Flore qui a Samugheo, voi siete un po' i pionieri di questa attività. Che abbiamo iniziato 20 anni fa. Tante soddisfazioni, tanto sacrificio. Anche, abbiamo iniziato prima a Samugheo non sapendo come poteva essere questa nuova attività e il primo impatto è stato così difficile da affrontare, poi quando abbiamo visto il risultato che stavano dando dei segnali buoni ci siamo trasferiti qui in azienda. Fate tutto in casa a partire dagli insaccati? Insaccati, formaggi, liquori, pane, dolci e diciamo che senza peccare di modestia tutto quello che noi somministriamo è tutto cucinato e preparato in azienda. Allora signora, lo metta a casa, sua moglie cosa ci ha portato? Ecco, questa è una pentola particolare che è stata fatta ricostruire da poco, si chiama Savingiada de su Cazadore. Quando il mestiere del cacciatore non era proprio un hobby, e avevano questa pentola e la portavano in campagna perché dovevano restare più giorni lì per piazzare trappole e tutto. Quindi preparavano un po' di selvaggina con un po' di verdure trovate sul posto o anche prese da casa, condivano con olio e vino bianco, mischiavano sale quanto basta, poi mettevano in questa pentola, ci mettevano il coperchio sopra, così, e poi veniva diciamo, messa nel fuoco, nella brace e nella cenere e poi andavano a caccia. La cosa più importante, lì non c'è da che carne è questa? Questa è d'agnello, però puoi cucinarci di tutto. Quindi anche cacciagione, coniglio, lepre, tutto quello che vuoi, anche il pesce. Avete una sala didattica perché la vostra è anche una fattoria didattica e vi state anche avvicinando all'agricoltura sociale. La nostra associazione ha già presentato dei progetti sia al Ministero della Sanità che al Ministero di Grazia e Giustizia, quindi possiamo accogliere qui persone disagiate, diversamente abili o persone da reinserire nella società proponendo un percorso o quindi quando escono già sanno fare almeno un'attività. Ecco. Lino, complimenti per quello che fa, grazie per averci ospitato nel suo agriturismo. Parliamo di peste suina purtroppo, ma parliamo anche di una bella iniziativa di Coldiretti per cercare di trovare una soluzione per valorizzare le carni suine della Sardegna.
Sì, ci rendiamo conto che dopo la Blue Tongue e l'altra epizosia molto importante che sta creando veramente seri problemi all'economia di questa regione è la peste suina. Proprio per porre un'attenzione particolare, riaccendere un faro su questa problematica, il 22 di sabato 22 marzo ci sarà questo convegno proprio ad Oristano e io come direttore di Coldiretti di Oristano ne vado orgoglioso perché sarà un convegno a carattere regionale dove la Coldiretti regionale si vedrà partecipi in prima persona con il presidente regionale. Abbiamo invitato anche persone del mondo sanitario, dell'amministrazione centrale del Ministero della Sanità, proprio per, come dicevo, per porre un'attenzione su questa materia importante, perché riteniamo che anche la filiera dell'allevamento suino è una filiera importante per l'economia di questa regione. Abbiamo conosciuto il pane, conosciamo la materia prima, la semola. Bruno, questa è ottenuta con un mulino a pietra. Un mulino a pietra che è una delle caratteristiche più importanti della macinazione in pietra è che brucia meno le proteine e quindi lascia le caratteristiche organolettiche quasi intatte rispetto alle macinazioni industriali che hanno grosse produzioni. Che tipo di pietra utilizza? Questa è una pietra La Ferté che proviene dal Dipartimento della Senna in Francia ed è costituita soprattutto da quarzo ed è molto importante perché non si scalda e non si sgretola, che è una delle caratteristiche molto importanti nella macinazione. Bruno, allora iniziamo a descrivere. Questa è la semola, aiutiamoci anche magari. Questa è la semola, quindi è la parte nobile. La parte più importante proteica del grano è la semola. Viene usata soprattutto per fare il pane tipo sugokoi, insomma il bintao, come lo vogliamo chiamare. Qui cosa e poi dalla macinazione otteniamo anche la farina, che è una parte meno proteica, contiene più amidi, e miscelata con la semola possiamo ottenere le focacce oppure le spianate. Questo invece è tutto il grano macinato, senza abburatamento, cioè la farina integrale. È molto importante perché contiene delle fibre. Questa cos'è? Questo invece è il cruschello. Man mano che ci allontaniamo dal punto centrale del chicco del grano, che contiene la semola, si ottiene la crusca, contiene molti sali minerali molto importanti per la salute anche questi. E poi infine abbiamo la crusca, che è la crusca grossa, che rappresenta l'involucro del chicco del grano e viene usato soprattutto per uso zootecnico. Bruno, grazie per le cose interessantissime che ci ha raccontato e a proposito di Deco parliamo ora della filiera del bovino da carne. Sono un allevatore ovino e bovino. Queste che ho qua alle mie spalle sono una razza di bovino Bruno Sarda incrociata con lo Charolais, col vitello da carne, che dà una migliore produzione per quanto riguarda le carni. Adesso stiamo valorizzando con questo marchio Deco per dare un valore al nostro prodotto aggiunto. Abbiamo un allevamento semibrado dove gli animali restano al pascolo quasi per tutto il tempo e li mettiamo in stalla solo il periodo prima, un paio di mesi prima per l'ingrasso, prima del macello. A Samugheo abbiamo la fortuna di avere ancora in attività uno dei pochi macelli comunali esistenti in Sardegna. Qui si macellano solamente produzioni locali, quindi bovini e suini. Adesso abbiamo attivato anche la linea ovini. Prevalentemente le carni che escono fuori da questo macello sono a marchio, soprattutto le carni bovine sono a marchio Deco. Abbiamo raggiunto il Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile Sarda a farci da cicerone il direttore Bainjo Cuccu. Bainjo, è importante perché nello scenario regionale questo museo? Il museo è molto importante perché possiede una delle più grandi collezioni di arte tessile sarda. Infatti la collezione museale è composta da oltre 350 manufatti che provengono sia dal paese di Samugheo ma anche dall'intera Sardegna e quindi ha una tipologia estremamente varia di lavori. Si va dalla bisaccia alla coperta, a tovagliati, ad abiti tradizionali. In questo periodo, visto che si avvicina la Pasqua, ospitate anche una mostra speciale.
Allora, la mostra è dedicata al periodo della Quaresima e della Pasqua ed è una mostra della grande pittrice Liliana Canu di Sassari, che presenta una serie di acrilici su compensato che raccontano i testimoni e la vita di Cristo. Torneremo tra poco al museo per farci descrivere le opere d'arte più importanti che gelosamente custodisce. Torniamo attorno a quella fantastica tavolata. La cantina è una cooperativa sociale, nasce alla fine degli anni 50, poi un periodo di stallo, riprende con la produzione 3 anni fa. Stiamo provando ad imbottigliare un vino rosso, Mandrolisai, quindi Muristellu, Cannonau e Monica. Questo è il nuovo marchio, Sammac, che è una lettera fenicia. Ripartiamo con un nuovo marchio e con una nuova immagine. Io ho un allevamento di asini, diciamo una trentina d'asini, li mungiamo, conferiamo il nostro prodotto in un saponificio che è in Ogliastra e quindi chiudiamo la filiera sempre in ambito sardo. Produciamo appunto queste saponette a latte d'asina. È un sapone particolarmente ricco di vitamine, diciamo, di acidi grassi polisaturi, di omega 6, quindi è particolarmente ricca sulla pelle, dando un effetto molto nutriente e inoltre diciamo che è particolarmente indicata per le persone allergiche ai saponi. Allora il marchio Decco è praticamente la stilizzazione del copricapo femminile. Infatti il copricapo è composto da 4 fazzoletti, uno è sul moncatore del ligare, che è quello che mantiene i capelli sul moncatore rosasa, che è questo di lana stampata che scende sul petto, poi c'è sul moncatore moda, che è quello che è appunto incrociato sopra, e infine su manticheddu, che è fatto di panno verde.